Va ora in onda Filo Diretto. Buongiorno Luigi, a te la linea. Grazie Natalia, non si sente bene ma va bene, grazie sia tu che la Radio Libertà che consente alla nostra associazione di volontari di poter partecipare, dare informazioni, indicazioni e aiutare chi ha dei problemi. Allora noi siamo un ufficio rapporti sociali e ci troviamo come ufficio a None in via Volvera 3. Per collegarci con noi, per prendere appuntamenti per venire a None, dovete chiamare il 328 07 15 232 e poi inviare una mail che è ufffrapportisociali@libero.it, tutto minuscolo, e lì dite quello che avete bisogno, quello che volete e io o i miei tecnici vi rispondiamo. Siamo presenti a None in via Volvera 3, anche se siamo in estate, al martedì, al mercoledì, al giovedì, al venerdì, dalle 14 alle 16, e noi, facendo servizio al cittadino, organizziamo e diamo risposte per quanto riguarda le richieste riferentesi ai patronati, quindi pensioni, tutte le novità, reversibilità, riconteggi, domande, servizi sociali come l'emergenza abitativa, ACT, bonus vari, eccetera, servizi legali, civili, penali, che sono informazioni per vertenze sociali, civili e penali, problemi condominiali riguardanti le vertenze, le visure, le registrazioni, passaggi di proprietà, conteggi vari, e poi se avete bisogno di un capo, di un patronato, vi diamo anche le indicazioni. Nel nostro club, con la base di filo diretto che noi trattiamo, il nuovo codice della strada, potete chiamare se avete bisogno, anche quando la trasmissione è finita, avete bisogno di richieste, lo 02 92 94 7222, oppure mandare dei messaggi al 340 67 09 659. Nel nostro gruppo, nella nostra associazione, nella nostra collaborazione, fanno presente, per quanto riguarda le automobili, l'Automobile Club Padania Piemonte, poi abbiamo l'Automobile Club Canavese, Registro Padano Veicoli Storici, i Moturvei, i Delta One, Automoto Club Romagna, Zaccamoto, Registro Italiano Veicoli Storici, e poi abbiamo delle associazioni che ormai facciamo parte della stessa casa, di disabili e senza limiti, che poi Gianni Ferigo nella nostra trasmissione vi dirà le ultime novità o quali sono le prossime. Poi abbiamo l'associazione autistici ANGSA con il presidente Concaluca, ed è un'associazione nazionale genitori soggetti acustici. Anche qui, se avete bisogno per dare il 5 per 1000 o meno, poi ci sarà Gianni che ve lo dirà. E poi potete chiamare sempre il 328 07 15 232. Oggi abbiamo con noi tutti i collaboratori in tecnica che risponderanno. Inizieremo con Aboeri Achille, poi Ferigo Gianni per i disabili, l'ingegner Diego Cudia, avete sentito adesso il presidente Lipodio Claudio, e poi abbiamo Valdo De Maria che ci racconterà stamattina dove si trova, che è una cosa interessantissima, e sono contento che mi abbia chiesto di fargli una domanda, eccetera. Quindi il personale che vi terrà più in forma sono l'architetto Arturo Calligaro, sia come tecnico che come politico, perché a mio giudizio e a quello di tutti i collaboratori e quelli che vengono negli uffici da noi, lo considerano il migliore del Piemonte, senza problemi, veramente, perché prende nota, risponde cose serie e non compromette e non critica nessuno. Quindi volevo ricordarvi che tratteremo problemi, perché vengono non da me,
è a 90 anni, io cerco di capire, e vogliono che voi, oltre ai problemi come l'ingegnere Diego Cudia e Claudio Lipodio sanno, dal 16 luglio, quindi ormai siamo arrivati al punto base, per quanto riguarda, chiedo scusa, come si chiama, i monopattini, abbiamo l'obbligo e l'assicurazione obbligatoria e poi abbiamo tante altre cose. E invece con Arturo Calligaro, ecco perché poi lascio la trasmissione tranquilla e vi seguo, sono venuti a None, ragazzi, a criticarvi perché trasporti senza i 414 milioni di euro promessi. Non è politica, non è polemica, vi leggo quello che c'è scritto, ragazzi. Trasporti senza i 414 milioni di euro promessi da Salvini Metro, bus e treni si fermeranno perché i soldi per il trasporto pubblico non sono arrivati. La regione Piemonte metterà una piazza al gran ritardo. Ecco perché chi meglio di Arturo Calligaro può spiegare. E poi c'è l'altra novità, Arturo, che sai che dovevano fare la metro, qui dice che il cantiere della linea 1 è bloccato, servono altri 30 milioni di euro, questi li avverte il sindaco Lorusso, perché stop al prolungamento per il fallimento dell'impresa che ha vinto l'appalto e il sindaco batterà la cassa a Roma. Cioè c'è un movimento che non vorrei che venissero compromessi altri, però abbiamo poi l'ultimo, e così poi vi lascio tranquilli, a Torino, Arturo, di nuovo attivo l'autovelox in corso Unità d'Italia, però avvisali, multe fino a 3.382 euro, penso che la trasmissione sia più che interessante. Comunque io ci sono, qualunque cosa dovete chiedere, io sono qua e vi dirò di nuovo i titoli. Quindi ringrazio appunto la nostra radio e do con calma la parola al nostro Boeris Achille e poi agli altri, perché questo che vi ho letto e vi dico è una base per dare tempo a tutti i nostri collaboratori di sapere di cosa parlare, come parlare, spiegare cosa ne pensano e come risolvere i problemi, perché tanto poi a None, ripeto, scusate ma io non ce la faccio, vengono tutti a chiedere a me e ai miei collaboratori, soprattutto a me, tutte queste cose. Quindi adesso Achille ci farà passare 10 minuti o 5 minuti in serenità, in tranquillità, e diamo la parola, iniziamo la trasmissione con i collaboratori. Chiedo scusa ma ci saranno altre cose, andiamo avanti fino a che ce lo consentono in questa Radio Libertà. Achille, sei in linea? Sì, Luigi, sono in linea e sono pronto. Diciamo innanzitutto io mi riallaccio però devi ascoltare di cosa parliamo, perché tu ormai fai parte come me, come un fratello, e quindi sono tutte cose che succedono. Achille, io non so più cosa fare, vai, dimmi pure, va. Diciamo che sono in linea e mi riallaccio alla trasmissione precedente dove si dice è inutile portare le persone qua. Io sono stato in Centro Africa un anno, ho dato un anno della mia attività gratuita e effettivamente posso dire che ha ragione. Noi siamo andati giù, c'era il falegname, c'era il muratore, c'era il meccanico, c'era l'elettrotecnico e il gruppo ha costruito un ospedale tuttora funzionante e quando siamo rientrati avevano formato dei muratori, dei meccanici, dei falegnami, cioè andare giù a insegnare a loro per diventare indipendenti. Poi vi davo notizie dell'amico del basket che ha ingerito ammoniaca e sembra che i medici siano fiduciosi sulla conservazione dell'esofago e dello stomaco. Sta combattendo anche la polmonite e sembra che le notizie di oggi siano migliori di quelle di ieri. Luigi è sempre solo, anziano, io ho tanti anziani che mi telefonano per parlare con me, perché passare tutto il giorno senza sentire nessuno e senza poter parlare è da vivere.
diciamo, per questo mi rivolgo a voi giovani che diciamo voi giovani che io so che nel cuore avete tanta possibilità di aiutare questi anziani, i disabili e tutte le persone che hanno necessità. Perché non formate magari un'associazione per mettervi a disposizione delle persone, andare magari a trovarli, farli parlare un po', chiedere se hanno bisogno di andare a fare le compere, magari portargli dei ghiaccioli o del fresco per combattere questo momento talmente caldo che mi ricorda il Burundi. Diciamo che se siete anche dei cattolici si può anche essere vicini a questi gruppi con le preghiere. Diciamo che io e Gianni abbiamo un 20 anni, credo e più, di veramente amicizia. Un'amicizia che quando Gianni ha bisogno di qualcosa si rivolge a me e io, pur non potendo circolare liberamente, ho sempre una possibilità, ho il telefono. Io sono una persona che non ha preoccupazioni di prendere il telefono, telefonare a Roma e cercare di parlare con la segretaria del ministro tal dei tali o addirittura sono arrivato al Presidente della Repubblica e al Papa per segnalare le cose di pubblica utilità. In passato avevo parlato del sottopasso qui a Torino che da via Bertolè porta a Corso Stati Uniti passando sotto la ferrovia per raggiungere un centro fisioterapico onde permettere alle persone che devono accedere a questo centro di non dover fare un 800 metri, un chilometro per attraversare tutta la stazione. Ho scritto a destra, ho scritto a sinistra, ho mandato la comunicazione al comune dove vi vengono anche rese pubbliche le segnalazioni al sindaco, però tutto tace. L'anno prossimo ci sono delle elezioni. Sono sicuro che magari questo argomento che fino adesso continua a rimanere in giacenza. Tutti i sabati puoi dire le cose perché sei il personaggio più, per quanto mi riguarda, più importante nel mio gruppo, perché con chi puoi avere a che fare tu mi serve da matti, quindi ne approfitto, io sono un disgraziato. Comunque Achille ti ringrazio, ci sentiamo sabato prossimo perché nelle nostre condizioni non andiamo certo a divertirci in giro e mi raccomando, seguimi che poi ti chiamo e ti devo dire una cosa. Grazie Achille, vai pure. Ciao. Comunque da parte del comune silenzio, ho scritto anche ai giornali, ho scritto alla televisione, ma sembra che le cose che interessano ai cittadini vengono a galla quando si ha bisogno di quella croce sulla scheda per cercare di poter essere rieletti. Vi ringrazio a tutti i radioascoltatori, scusate di questo mio intervento, ma i miei interventi sono interventi che provengono dal mio cuore, non dalla mia persona. Buona giornata a tutti e buon fine settimana. Grazie, bello, tranquillo. Allora so che c'è in linea, cioè ci ascolta, Arturo Calligaro perché dovrà gestire quello che ho detto e adesso Arturo abbiamo Gianni e poi abbiamo anche ripreso insieme De Maria perché ci deve dire come stanno le cose dove tutti vorreste andare. Allora Arturo mi raccomando, seguimi come fai sempre e poi quando finiranno i nostri due futuri presenti parleremo e ti ridirò ancora
di cosa si tratta, perché qui in Piemonte a Torino, grande Arturo, devi darti da fare come fai sempre, serio, politico e onesto. Allora, abbiamo per caso in collegamento Gianni Ferigo? No, al momento non risponde. Abbiamo Ubaldo De Maria. Allora Ubaldo, bene, sì, lui voleva le 11, ecco, forse abbiamo fatto le cose. Ubaldo, ci sei? Ci sono, buongiorno a tutti, ciao Luigi, buongiorno, No, a tutti. buongiorno a te, perché mi avevi detto che eri impegnato, adesso ho visto anche la ripresa della gioia che ho visto. Senti un po', puoi raccontarci, hai 4-5 minuti anche tu, vai. Allora, vi racconto una storia. Io abbiamo appena fatto la salita dell'Experience alla Cesana Tesser. La Cesana Tesser è la 44esima edizione di questa gara, nata nel 1961, valevole da subito per il campionato italiano, il campionato trofeo di velocità, il trofeo europeo di velocità in salita. Cosa posso dire? È sempre una bellissima esperienza, soprattutto per gli appassionati delle auto storiche, delle auto classiche, delle supercar e anche delle macchine da gara, perché è sempre un bel vedere. Dunque, allora, due numeri che sono importanti. Allora, nella gara vera e propria, valevole anche, come abbiamo già detto, valevole anche per il campionato europeo, ci sono 52 iscritti e c'è una bella serie di auto veramente fantastiche, dalle Alfa alle Toyota, alle Mazda, Porsche, BMW, Lancia, Jaguar, Ferrari, Maserati, eccetera. Mentre invece l'Experience, diciamo così, è un po' una parata di quelle macchine come la mia Delta, come il gruppo Delta di cui faccio parte, che sono macchine comunque stradali, non da competizione, e allora ci permettono di fare, prima della gara vera e propria, di fare la salita con strada chiusa e chiaramente fare questa specie di parata per farci vedere e apprezzare che cosa vuol dire fare un tratto di strada di gara dove si svolge la gara con la strada chiusa senza problemi e dove si può anche provare un attimino l'ebbrezza, diciamo così, delle nostre capacità di guida e della velocità. Come tributo, allora c'erano praticamente una quindicina di Delta, tributo quindi le macchine che hanno partecipato all'Experience, come si suol dire, una quindicina di Delta, una decina di Alpine, le famosissime Alpine, dalla 110 storiche alle moderne. Poi c'era addirittura un gruppo di Abarth 500, Abarth 595 o 695 che dir si voglia, un gruppo di Alfa Romeo con le mitiche duetto Spider e poi le supercar dove praticamente c'erano Ferrari, Porsche, BMW Competition, Lotus, eccetera, e più ne ha più ne metta. Ancora qualche notizia. Allora, la gara di per sé ha avuto un trionfatore assoluto per qualcosa come 9 edizioni ed era il toscano Mauro Netti, che devo dire la verità, io ero venuto a vederlo tante volte quando ero giovane, ma proprio giovane, ai tempi d'oro e saliva ad una velocità che faceva impressione per quell'epoca, tra l'altro, perché parliamo comunque, se non mi sbaglio, degli anni 70 o giù di lì. Sto cercando un appunto che mi ero fatto. Allora, eccolo qua. Sì, negli anni 70, vedi che mi ricordavo abbastanza bene, dal 70 all'89 praticamente con alcune defezioni, però per 9 volte ha trionfato su questo percorso di 10 km e mezzo. Altro da aggiungere, niente. Domani ci sarà, oggi sono le prove, domani ci sarà la gara e prima della gara vera e propria ci sarà un'altra salita dell'Experience, i nostri gruppi che ci facciamo vedere, facciamo da contorno
a questa splendida manifestazione. Come ho detto, la 44esima edizione ed è sempre uno spettacolo per chi è appassionato, per cui ancora oggi posso dire, se qualcuno vuole far stare una giornata diversa e venire a lustrarci gli occhi, come dico io, qualcuno appassionato di auto d'epoca, di auto da competizione, domani siamo ancora qui a Sestriere o comunque sulla salita. Ubaldo, allora poi sabato prossimo ci spiegherai com'è andata domani, ok? Bello? Ok, sicuramente vi racconterò poi chi è che ha vinto e i tempi, eccetera. Va bene? Grazie. Vi ringrazio, pure, vi auguro un buon weekend a tutti. Ciao, alla prossima settimana. Ciao, sì, ciao. Grazie. Ciao, bello, grazie. Allora ringrazio anche la nostra perché ci dà proprio una mano. Allora vi ricordo che ci saranno anche l'ingegnere Diego Cudia, e abbiamo anche Claudio Lipodio, quello che avete sentito poco tempo fa in trasmissione. Quindi adesso stiamo aspettando, se mi dicono che è in collegamento, me lo dirà Natalia, appena sarà collegato Gianni, altrimenti andiamo avanti perché sono problemi molto importanti. Io allora ringrazio ancora appunto Claudio che è in collegamento e quindi ci segue, e Arturo dovrebbe sentirmi perché così poi io mi riposo e gli rifai tutto lui. Arturo, tu mi senti? Perfettamente, forte e chiaro, è dall'inizio di trasmissione che ti sto sentendo e sto prendendo informazioni e notizie, quindi quando vuoi io sto male, riposarti gestiamo noi. Vabbè, senti Arturo, allora sai che c'hai il tuo ingegnere e il tuo Claudio Lipodio, presidente dell'ACP, no? Automobile Club Padania. Senti, stiamo aspettando Gianni che ci parli dei nostri disabili senza limiti, e poi per te, che ti lascio andare avanti tranquillo sia all'inizio che alla seconda parte, ti ho detto, hai detto che li hai sentiti, guarda che le notizie che ti ho dato, Arturo, sono tutte scritte, non ce le inventiamo noi, quindi tu con la tua serietà, la tua personalità, sai che ti considerano, io te lo dico perché vengono da me a dirlo, come il politico più serio e onesto del Piemonte, non solo di Torino, del Piemonte. Quindi darai delle risposte, parlerai con Claudio e con Diego sul fatto che, e tu le hai trattate, adesso però le devi spiegare, per quanto riguarda la metro, che avevi detto già un po', il cantiere della linea 1 è bloccato, perché servono, Arturo, 30 milioni di euro. Questo però lo dice il sindaco che non è con noi, lui e dice stop al prolungamento, dice per il fallimento dell'impresa che ha vinto l'appalto, quindi spiega un po' cosa si tratta, mentre invece l'altro, quello Arturo ce lo devi spiegare tu, perché i trasporti hanno bisogno di 414 milioni di euro promessi da Salvini per quanto riguarda la metro, il bus, i treni che si fermeranno, perché dice che non sono arrivati e la Regione Piemonte metterà, insomma, e poi l'ultima, questa è quella più grossa, spiegare perché si arriva a prendere a Torino, grazie al nuovo attivismo dell'Autovelox, multe fino a 3.382 euro. Prima di arrivare di nuovo ai monopattini, penso che queste tre notizie vi manterranno avanti finché volete, altre non solo una settimana, ma secondo me anche dei mesi, perché poi vengono, non è, tu vabbè ci sei quasi sempre anche tu, però quando maledicono cosa devo fare? Dimmelo Arturo, dai, vai avanti tranquillo. E poi se è in collegamento Gianni Ferri con la nostra Natalia ci avviserà, gli diamo la parola. Vai Arturo, grazie. Sì, io incomincerei appunto dalla notizia della sospensione dei lavori per la metropolitana. Prima di tutto vorrei salutare Claudio e Diego che ci stanno ascoltando e quindi poi dopo magari sentirò anche il loro parere su queste cose. Ma il problema della sospensione dei lavori a Torino è una cosa abbastanza normale, no? Cioè si parte con una grossa opera
poi si fanno le gare d'appalto su dei progetti e dei capitolati, poi si scopre che il sistema del massimo ribasso per l'aggiudicazione dei lavori è quello che poi porta le ditte ad avere, di fronte a degli imprevisti, non avere le risorse per riuscire a completare le opere, quindi queste imprese falliscono. Lo ricordiamo tutti, era già successo per la metropolitana, la linea 1 dal Lingotto a Piazza Bengasi, che per fare 800 metri di metropolitana ci abbiamo impiegato 10 anni, tra appalti, la seconda invitata, anche la seconda. Abbiamo l'esempio del grattacielo della regione, no? Che è stato fermo per decenni prima che fosse ultimato, e adesso si ripresenta la questione del prolungamento della linea 1 da Cascine Vica fino a Rivoli. Per cui, come diceva Agatha Christie, un indizio è un indizio, due indizi sono due indizi, ma tre indizi sono una prova. E la prova provata che il sistema non funziona. Quindi anche dal Ministero bisognerebbe modificare il codice degli appalti e quindi evitare la corsa al massimo ribasso. Purtroppo abbiamo avuto un'epoca dove governavano o condizionavano il governo i grillini, che partivano dal presupposto che erano tutti ladri eccetto loro, no? Allora in questo sistema si sono incentrate tutte forme di controllo, ma solo formali, e si parte dal presupposto che una ditta possa fare dei ribassi fino al 70-80%. Dobbiamo no? dare un minuto di pausa, sì, alla perfetto, radio, perfetto. Grazie. Scusami Perfetto. Arturo Boccioni. Figurati. Diamo pure a voi studio, grazie. Sempre più liberi con La Tua Radio è il nuovo sito che mette in prima pagina opinioni, firme, notizie, uno sguardo nuovo e originale sui fatti che ci circondano. Il nuovo quotidiano online. Semplicemente radiolibertà.net. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Anche tu da qualche tempo hai quei fastidiosi dolori alle spalle, alle ginocchia, ai gomiti, alle anche, e il tuo medico le ha classificate come artrosi? Aiutati attraverso ACEUC2. ACEUC2 è il nostro integratore alimentare a base di collagene nativo non denaturato di tipo 2, quello che aiuta le cartilagini a rigonfiarsi di collagene in modo che le articolazioni non si tocchino e non si sfreghino più. È un prodotto completamente naturale, stamattina in offerta speciale per voi. Chiamate subito 030 68 40 408. Vuoi provare il trattamento di 30 giorni? 35 euro. Vuoi provare il trattamento di 60 giorni? 60 euro. Vuoi provare il trattamento di 90 giorni? 79 euro. Ma se acquisti il trattamento di 4 mesi, 120 giorni di trattamento, un prezzo straordinario speciale per voi se chiamate subito lo 030 68 40 408, dite ho ascoltato Radio Libertà, avete prezzo straordinario, trasporto gratuito e anche uno splendido omaggio. Solo ed esclusivamente adesso, se chiamate subito lo 030 68 40 408. Di nuovo a te la linea, Luigi. Ok, allora Arturo, adesso a te e a tutti i tuoi collaboratori, avanti fino alla fine. Io tanto vi seguo e poi decidiamo. Segui quello che ti dirà Natalia, se per caso Gianni si mette in collegamento, e poi tu andate avanti, perché sono cose che vengono a chiedere. Arturo, ti chiedo scusa, ma lo vedi che vengono a chiedere. Vai pure avanti a quello che stavi dicendo. Grazie Arturo, vai. Ci sentiamo poi alla fine, grazie. Luigi, abbiamo Gianni in linea, No, Arturo?
Sì, abbiamo Gianni in linea, Luigi. C'è Gianni, non lo sapevo, chiedo scusa. Vabbè, allora digli pure di dire le novità, 5 minuti anche lui, vai Arturo, vai. Gianni, sei in linea, Sì, raccontaci allora gli sviluppi e le ultime novità di questa settimana. Così, più o meno sappiamo già. Allora, sono Gianni, sono uno dei responsabili da Senza Limiti. Allora, volevo solo dire che venerdì, sabato e domenica la nostra atleta Finps, che è l'atleta in pratica che abbiamo ipovedente, è andata ai nazionali, è arrivata, allora ha fatto un secondo e un terzo posto. Quindi a livello d'Italia siamo già appunto a fare atletica leggera con una ragazza ipovedente che in pratica ha fatto un secondo e un terzo posto. Quindi siamo molto molto contenti, quindi direi che meglio di così non si può. Poi volevo anche dire che, visto che stiamo andando vicino il 25 luglio organizziamo noi al lago di Omegna, ad Omegna in pratica dentro al lago, la gara FISDIR di nuoto in acque libere, che sono i ragazzi nostri, diciamo tutta Italia, vengono a gareggiare nel lago. Per la prima volta in Italia i ragazzi disabili nuoteranno nel lago. Quindi il 25 di luglio chi vuole venire a vedere, possono venire a vedere ad Omegna. Siamo a Omegna a fare le gare. Poi, visto che siamo sempre diciamo che questa radio ci dà l'opportunità di tante cose, Luigi mi dice sempre: dai il numero del codice fiscale per i 5 per 1000. Io l'ho detto, poi chi lo riesce a scrivere, altrimenti diano un colpo di telefono o diciamo a Luigi o a qualcun altro che possono darvi il numero nostro. Allora, Senza Limiti ASD 9 7 8 4 7 2 5 0 0 1 2. Questo è il nostro codice, diciamo, del 5 per 1000. Poi anche questo, io ho scritto un libro che tutto il ricavato va all'associazione, un libro che in pratica da quando è mancato mio figlio mi sta andando molto bene, su Amazon lo potete trovare, in pratica, e così in pratica ci aiutate a poter andare avanti dell'associazione. Tutto il ricavato del libro viene dato all'associazione Senza Limiti. Luigi, o se no chi mi vuole rispondere, penso che io più o meno in questo momento ho finito di dare le comunicazioni. Ok, grazie Gianni, grazie per il tuo impegno e congratulazioni ai nostri atleti che tengono alta la bandiera di Torino e del Piemonte. E soprattutto infatti, abbiamo fatto una convention e quindi proprio qui a Torino, e siamo una delle regioni a livello Italia che sta facendo di più. Ecco. Quindi grazie per avermi dato questo spazio, grazie mille e magari ci sentiamo il prossimo sabato. D'accordo, grazie. Gianni. Questo dimostra come il Torino e il Piemonte nel campo del sociale, incominciando dai grandi santi piemontesi fino ad oggi, è sempre stata all'avanguardia nella tutela e nell'attenzione verso il sociale, verso chi ha qualche difficoltà. Quindi grazie da parte nostra per questo. E ci risentiamo sabato prossimo. Grazie Gianni. Grazie mille. Salutami Luigi. Senz'altro. Un abbraccio. Anche da parte mia, vai. Grazie. Io ritornerei a parlare appunto della novella di Torino, delle storie di Torino, dove i lavori pubblici sembra che soffrano di questo virus, di questo tarlo dei fallimenti delle ditte. Ricordavo prima le grosse opere che hanno impiegato decenni per essere completate e faccio il confronto ad esempio
verso il ponte di Genova, no? Dove una struttura commissariale, quindi tolta dalla gestione territoriale, abbia portato alla realizzazione di un'opera importante. Qua in Piemonte questo concetto è un po' sfilacciato, perché c'è qualche problema, sarebbe stupido nasconderlo, no? Non è la prima volta che si fanno le gare d'appalto con dei preventivi che poi lievitano e quindi mancano i soldi stanziati, e non serve che i nostri comuni, chi gestisce queste opere, poi debba andare col cappello in mano al Ministero a chiedere le risorse, quando non si è stati in grado di stilare un progetto attinente alla realtà, con dei costi e dei prezzi che siano quelli reali, no? Forse perché in qualche modo bisognava fare anche in questo caso un po' di propaganda, e allora si strombazza la realizzazione e il varo di una nuova opera pubblica, come sta facendo questa amministrazione torinese, che si prepara alle prossime elezioni dell'anno prossimo, quindi deve scaricare la colpa del non completamento della metropolitana sul governo che non dà i soldi, e sul fatto che dovrebbero partire i lavori per la linea 2 torinese, no? Mentre altre città nel lasso di 20 anni hanno costruito in Europa 3 o 4 linee metropolitane, Torino non è riuscita a completarne una e a realizzare una seconda. Ma questo è il difetto forse non solo di Torino, ma un po' di come procedono i lavori pubblici in Italia, dicevo, proprio per una normativa farraginosa. Oltre a Arturo, c'è Diego in collegamento. Sì, infatti volevo lasciare la palla a Diego proprio per sapere se in Europa funziona così, e magari coinvolgere Claudio per sentire se da altre parti, lui che gira anche oltre i confini dell'Unione Europea, se le opere pubbliche per essere realizzate necessitano di tempi così lunghi. Diego, dimmi tu la tua impressione, quello che puoi dire, dai il tuo contributo in questo campo, ma io do questa chiave di lettura. Tu come la vedi? Ciao Diego, prima di tutto, e grazie di essere intervenuto. A te la parola. Grazie a voi, un saluto caloroso a Luigi Sinatora, sempre in gamba, sempre sul pezzo e sempre presente. Buongiorno Luigi, saluto a tutti i radioascoltatori che gentilmente ci ascoltano in diretta e anche in ferito, comunque in replica. Effettivamente quella che ho potuto sentire, le ultime frasi che chiaramente fanno il punto preciso della situazione. Quando c'è troppa ingerenza politica in un'opera pubblica, allora tu puoi avere tutti i soldi, puoi avere tutti i macchinari, puoi avere tutti i migliori ingegneri, puoi avere tutte le strutture, eccetera, ma quando poi, anche solo per un cavillo, come è capitato di sentire, dove si fermano dei cantieri miliardari perché è saltata una lampadina, siamo a questi punti, è saltato un non nulla, si è fermato un computer della linea, diciamo della linea, usiamo un termine che adesso tutti conoscono, poi la spieghiamo, della blockchain, cioè della catena di blocchi, perché tanto sai che oramai esiste l'internet delle cose, di cui poi potremo parlare anche in futuro, perché riguarda le automobili e le abitazioni e tutto quello che ci riguarda. Dicevo, basta un non nulla, vedi un taglio di un cavo di una linea ferroviaria, oppure, come hai giustamente detto tu, in quel di Torino, dove cantieri che sono fermi ormai da anni, quindi sembra, qualcuno mi dice, ma tanto lo fanno apposta per fargli evitare i costi, ormai lo sanno, soprattutto quelli che sono lì, che abitano sui posti, quindi vedono magari una metro che chiude intere strade, piazze e quindi esercizi commerciali, come so che succede a Torino, in zona mi pare Lucento, Benefica, da quelle parti lì, cioè nella parte nord, ecco, con Legno, tu forse potrai puntualizzare meglio di me, per una baggianata.
Quindi e questo crea tantissime cose, nonché una lievitazione smisurata dei costi. Non è così, mi risulta, perché seguo dei lavori in quelli di Madrid, Parigi, per quanto riguarda le opere pubbliche, Valencia, come si chiama, Lione, per cui e anche in altre città dove comunque perlomeno i soldi stanziati dalla comunità europea, così, perché come arrivano in Italia arrivano anche dalle altre parti, sono un pochino più veloci e rendono subito. Ecco. Non voglio andare oltre, poi magari ti passo subito la parola per vedere se sono andato oltre. Quindi c'è troppa ingerenza politica. Vorrei dire una cosa, tu Arturo hai citato prima Torino si prepara alle elezioni del 27 e speriamo che qualcuno si renda conto che queste opere su Torino, invece che aumentare il prestigio, aumentano proprio il debito e la pesantezza. Prego. Sì, prima di passare la parola a Claudio, che ringrazio per essere collegato, volevo ricordare come in Italia le opere pubbliche siano ostacolate da tutto. Ho letto l'altro giorno una notizia che i cantieri dell'alta velocità Brescia, Verona, Venezia sono fermi in un posto perché lungo il tracciato nidifica una specie di passerotto, quindi hanno sospeso i lavori per questa cosa, perché questo tipo di passerotto nidifica in quella fascia lì o deve attraversarla. Quindi in un paese dove si ferma l'economia per una questione, non dico marginale perché tutti abbiamo la sensibilità ambientale, ma si può vedere con qualche opera aggiuntiva di come è stato fatto ad esempio per l'attraversamento delle autostrade, dei cunicoli per far attraversare gli animali selvatici, di vedere. Per cui Claudio, a te la parola, perché anche tu fai la sintesi di queste questioni. Innanzitutto grazie di essere con noi e buona giornata a te. A te Claudio. Buona giornata a voi. Grazie per il commento prima e la valutazione di quello che ho detto nella trasmissione precedente. Cose molto interessanti. Sì, il fare, la parola d'ordine sempre. E qui io farei una sintesi semplice. Qui c'è un'azienda che è in fallimento, un concordato fallimentare, hanno già gestito qualcosa come 200 milioni di euro per fare la metropolitana. Non so di quanti chilometri si stia parlando, non ho scavato abbastanza io, ma mi informerò bene. Non era un argomento che avevo pianificato, ma la cosa più semplice quando si fa un appalto al ribasso, secondo me, dovrebbe essere la responsabilità diretta con fideiussioni, come facevano con me quando io lavoravo con l'ENI, fornivo macchinari all'ENI o ad altre aziende, avevo le fideiussioni a prima richiesta da firmare, avevo soldi messi da parte per poter fare determinati macchinari, poter fare determinati appalti e forniture. Avevo la responsabilità diretta perché mettevo una firma, il mio nome sopra, il nome della mia azienda sopra queste cose, quindi non funziona. Hai fatto un massimo ribasso e ti sei accorto adesso, o sapevi dall'inizio, che hai vinto un appalto ma non ce la puoi fare con quei soldi. Io sono andato, Arturo, ho fatto una cosa facile, è matematica questa, quindi è facile vedere, no? A parte New York, che ha costi folli, la metropolitana a chilometro, la nostra è a 140-160 milioni a chilometro, 160.000 euro, 140.000 euro al metro, mi sembra, quella di Torino. Ma abbiamo avuto esempi più bassi, ovvio, dati dal territorio, dal fatto archeologico, che ci sono magari meno problemi archeologici che a Torino ovviamente, o a Roma per esempio, o anche a Milano, ma ci sono luoghi dove si è andati alla profondità necessaria, si è andati a lavorare senza problemi e si sono fatti i servizi e i sottoservizi che erano necessari, anche con cifre che si potevano sostenere. Non voglio pensare a Nuova Delhi
che ha fatto a 38.000 euro al metro, con 40 milioni, 45 milioni hanno fatto una metropolitana. Noi siamo a cifre folli e abbiamo dato dei soldi a una società che adesso dice che non può farlo, va in concordato, va in fallimento, i soldi sono spariti. E chi paga adesso gli altri 50-70 milioni mi sembra che servono per finire la metropolitana? Arturo, chi li paga? Li paghi tu? Ovviamente sì, indirettamente li paghiamo noi tutti, quindi è una domanda molto retorica. Il problema è che in altri stati non c'è il massimo ribasso come in Italia, dove c'è questo modo di pensare che sono tutti disonesti e devono dimostrare di essere onesti. E quindi il massimo ribasso in teoria dovrebbe tutelare da camarille e quant'altro. Poi abbiamo visto che non è neanche vero. Negli altri paesi cosa si fa? Non si fa il massimo ribasso, ma chi si avvicina più alla media ponderata dei prezzi. Quindi si fa una media di tutte le offerte, si fa una media ponderata, e chi si avvicina di più a questa media è quello che prende l'appalto. Quindi non hai l'interesse a fare il massimo ribasso, perché sai che se fai il massimo ribasso non prenderai mai il lavoro, no? Anche se tu sapessi già prima quanto dovrebbe essere il ribasso in linea generale, perché la media ponderata è in base al numero delle offerte, a meno che non ci sia solo una offerta o due offerte. È un sistema che garantisce anche la trasparenza e garantisce anche l'anonimato precedente su quanto uno è abituato a fare di ribasso. Per cui basterebbe modificare la norma nel contratto degli appalti con questo sistema. E il problema è cambiare la mentalità un po', no? Quello che ricordi sempre tu, Claudio, e come ricorda spesso anche Diego, che in Italia purtroppo abbiamo questi retaggi dove il cittadino e l'imprenditore è considerato sempre il cittadino per ultimo, quello che non deve dire duro, è l'imprenditore come un potenziale delinquente, no? Quindi è con questo principio che bisognerebbe invertire, e soprattutto l'amministrazione pubblica dovrebbe recepire che il fatto che questo principio non sta in piedi perché si verificano queste cose. E quindi io ritengo che dovrebbe intervenire il Parlamento a cambiare la legislazione, che come si riesce ad eseguire delle opere velocemente con un commissario. Quindi la dimostrazione è quella che se tu tagli via tutta la burocrazia, le opere si fanno in tempi brevi, mentre se segui l'iter di garanzia, di tutela e di tutte queste cose, e se ne era parlato di cambiare il codice degli appalti, ma non è stato ancora attuato uno snellimento delle procedure, perché a volte a partecipare a un appalto di un'opera pubblica, sia che sia un'opera miliardaria come una metropolitana, o modificare 3 pareti all'interno di un'abitazione pubblica, la procedura è sempre la stessa. Quindi la burocrazia, e nelle pieghe della burocrazia poi succede quello che ricordavi tu, no? Fai il massimo appalto e poi sei sicuro di non starci dietro, non chiedi una fideiussione sufficiente, perché un appalto miliardario, una fideiussione deve essere anche significativa, se no altrimenti non ha nessun senso. E tante volte appunto nelle pieghe delle norme anche la fideiussione diventa un elemento per aggirare alcune norme. Per quello che io chiedevo a voi di fare una riflessione su questo. Cosa ne dici, Claudio? Qui tieni conto, se vai, è fantastico, perché adesso sto scavando intanto che vi ascolto, sto scavando, sto usando l'AI, quindi l'intelligenza artificiale, anche 3 che uso normalmente, diverse, per capire un po' chi è questa Italiana Costruzioni Infrastrutture SPA, che è in vendita, hanno tentato anche di venderla, va verso il fallimento ovviamente, ma ha dei proprietari, ha dei nomi, ha delle persone. Perché a queste persone non è stata chiesta una fideiussione assicurativa?
a prima escursione, a prima richiesta, si dice, no? Che nel caso io lo facevo nel mio caso, nel mio lavoro, se io fornivo la macchina sbagliata o non consegnavo la macchina alla data stabilita, perché io seguendo appalti di infrastruttura, quindi appalti Eni o appalti petrolchimici particolari, andavo ad avere anche penali, ad avere anche problemi se consegnavo in ritardo il mio lavoro. E lo vedo anche in questo caso, non si fa la metropolitana nella scadenza, perfetto. I soldi che sono stati messi a garanzia vengono presi dal comune o da chi sta gestendo la governance di quell'appalto e dati a un altro. E poi è la fideiussione assicurativa che va a prendersi i soldi in questo caso dal signore o dalla famiglia Navarra o dai proprietari della Italiana Costruzione SPA, eccetera. Questo vuol dire fare un lavoro per fare il lavoro, non guardando soltanto il bilancio, i guadagni, i soldi che girano, gli appalti, i finanziamenti europei, i finanziamenti dello Stato. Il governo, la politica che abbiamo oggi, io non voglio sminuirla, ma non sono in grado, non sono all'altezza. Ci sono delle modalità storiche che funzionano, che vanno benissimo, basterebbe semplicemente rimetterle in funzione, non serve fare leggi nuove, bisogna tirare 4 badilate e 4 calci ben piazzati e ritornare alla logica intelligente. Il massimo ribasso abbiamo già visto, hai fatto un bel esempio prima. Quando facevano in alcune gare dove io ho partecipato, ne ho persa anche una importante, perché ero quello più caro, ma perché i materiali che mi avevano chiesto erano materiali costosi. Era lo scambiatore di una centrale nucleare al Brasimone, dovevo andare io a fornire uno scambiatore ai tempi, e vinse una ditta che aveva fatto 10 volte di meno. Quindi avevano escluso me come alto, avevano escluso un altro come bassissimo e avevano tenuto quelli centrali perché erano quelli che secondo la società di ingegneria avevano i prezzi più normali per loro. C'erano vari motivi, anche lì c'entrava penso marginalmente la politica, ma la logica so che il prezzo giusto è 10, scarto quello alto che dice 500, scarto quello a massimo ribasso che dice 5 e mi concentro sui 4-5 che hanno il prezzo nella media. Già questo, ma vuol dire aver fatto uno studio prima, Arturo. Sono stati fatti questi studi. I nomi e i cognomi dei responsabili ci sono? Tu che ne dici? Molte volte però questo elemento viene aggirato col fatto che chi vince l'appalto sono cooperative o associazioni di imprese, no? Quindi hai un'associazione, quindi la responsabilità viene diluita, perché in una cooperativa, che lo dice il nome, ha responsabilità limitata, quindi sai benissimo come funziona in Italia il fatto delle scatole cinesi, no? Quindi il consorzio di imprese o una cooperativa, quindi quello che dici tu è difficilmente poi applicabile. Ma magari Diego in questo contesto può anche dire qualcosa, perché anche lui gestisce appalti in giro per l'Europa, magari avere l'informazione di come funziona in altre parti del mondo, no? Perché in Italia siamo i campioni a trovare le norme, gli escamotage e a girarle le norme, no? Tant'è che fatta la legge si trova l'inganno, proprio per quello, per aggirare quello che dici giustamente tu, Claudio, si creano appunto consorzi o cooperative che poi alla fine della fiera il responsabile magari è un prestanome, ma essendo una società di capitali non puoi risalire i capitali personali, no? Quindi bisognerebbe intervenire ex ante. In Europa come funziona, Diego, tu che sei più pratico di noi? Sì, allora giustamente come avete rilevato poc'anzi non esiste proprio la procedura, non è proprio contemplata in nessun tipo di gara d'appalto, quella al massimo ribasso. Come hai detto tu prima, hai parlato di un termine che tutti dovrebbero mettersi in testa: media ponderata,
che tra l'altro in termini in fisica e in meccanica e in tecnologia è quella che offre, e anche in edilizia, è quella che offre la maggiore sicurezza nel fare. Cioè, non ha senso avere 300 concorrenti così quando ne bastano 2. Ecco. Tra l'altro teniamo conto che solo in Italia mi è capitato di trovare aziende che si erano divise in 4-5 sottoaziende facenti parte dello stesso gruppo, come tu hai detto prima, cooperative di aziende, e poi comunque facevano tutte, alla fine quando vai a fare delle indagini non c'è bisogno di usare l'intelligenza artificiale, basta solo sapere a chi vanno i soldi e fa capo sempre a una persona, se non addirittura a un gruppo. Io qui mi permetto di inserire in Italia un gruppo, diciamo, semi, ecco, non voglio usare il termine tipo mafiosi, eccetera, perché quello lo usano i politici, ma un gruppo che vuole solo fare business, mettiamola in questo modo qua, ecco. Il che vuol dire una sorta di presa in giro di queste aziende che fanno le gare d'appalto. I comuni sembra quasi che non capiscano niente, eppure le gare d'appalto, da che è finita la seconda guerra mondiale, si fanno per le strade, i palazzi, ne sappiamo tutti, i ponti, i semafori, eccetera, però sembra quasi che nascono ieri certi sindaci e non capiscono non sanno questi meccanismi che portano solo, come è stato detto prima, solo a perdita di tempo e a perdita di soldi. Anche a me capita di gestire appalti e impianti molto importanti, ma già per esempio in Francia, oppure in Spagna, in Grecia cominciamo adesso con dei gruppi, i fondi di investimento, è vietato nelle gare d'appalto il sottoappalto, il riappalto. Cioè, se io vinco la gara e tu la perdi, io faccio lavoro e tu magari fai un altro lavoro. È proprio vietato. Io personalmente lo richiedo, perché non ha senso che, intendiamoci, io mi prendo un appalto per sostituire magari tutte le traversine della rete ferroviaria Torino-Venezia, ecco, per 130 miliardi così. Poi però la passo a te per 100 miliardi e 30 miliardi me li faccio, facessi delle cose interessanti, si potrebbe anche fare, ma non tu ti troveresti in grosse difficoltà. Prego, forse non so se ho centrato, ecco, prego. Sì, dobbiamo chiudere perché abbiamo sforato, quindi io vi ringrazio Claudio, adesso vi passo la parola per i saluti, ringrazio la regia, ringrazio gli ascoltatori per l'attenzione e do l'appuntamento a sabato prossimo. Buona giornata a tutti, a te Claudio e a te Diego. Sì, sabato prossimo. Approfitto, ringrazio, scusate, forse ho rubato qualche secondo, saluto Luigi Sinatore, a tutti gli ascoltatori, buon fine settimana, alla prossima. Okay. Grazie a tutti davvero. Grazie a tutti davvero. Sabato prossimo parliamo dell'inizio della nuova legge, superiamo il 17, dove parte la regola per dell'assicurazione per i monopattini. Settimana prossima parliamo di monopattini. Che succede? A presto. Ciao, grazie. Allora Natalia, chiedo scusa, ma volevo già intervenire io perché dei monopattini non abbiamo neanche parlato, con tutto quello che c'è da far conoscere alla gente, però vedi che ti ringrazio. Allora io adesso dico che siamo appunto l'associazione e siamo come ufficio scusate, a non in via Volvera 3, potete chiamare 328 07 15 232 e io vi darò tutte le informazioni. Ricordo che intanto ringraziamo Natalia come assistente, che è la prima persona, e poi Radio Libertà, e vi ricordo il nostro motto, che poi diventerà anche il vostro, e vi saluto: meglio perdere un attimo per la vita che perdere la vita per un attimo. Ringrazio Natalia, Radio Libertà, e rimando tutto allo studio. Avete visto che la gente è preparata ed è molto seria. Grazie a voi studio, ci sentiamo sabato. Avete ascoltato Filo Diretto,